Bisogna che il muratore sistemi le opere murarie, poi io rifarò il parapetto, guarniera, a recinzione diciamo. Per fortuna che era tardi, non ha fatto solo danni materiali, non a persone. Il fabbro è già al lavoro nell'abitazione della signora Loretta. L'obiettivo è quello di riparare la ferita visibile sulla Nualese, dove i residenti da un lato tirano un sospiro di sollievo, dall'altro ricordano come questo tratto sia stato teatro di troppi incidenti. Non è la prima volta che succedono incidenti qua, ci sono stati morti. Questo tratto qua è un rettilineo che spinge. E a correre, denuncia Giancarla Martina, che in zona lavora da anni, ci sono anche i pullman, sia di linea che quelli dedicati al trasporto passeggeri da e per l'aeroporto. Corrono troppo veloci. Io lo prendo spesso, io ho paura in questo tratto di strada, perché è un rettilineo e corrono veloci. E poi dall'aeroporto in poi rallentano perché hanno fatto il carico dell'aeroporto, tutti i passeggeri, no? Tutti i biglietti, perché quello che si preoccupano di fare i biglietti all'aeroporto, mentre c'è il bus navetta che va dall'aeroporto alla stazione dei treni, caricati vanno più lentamente, però questo tratto di strada è pericoloso perché io ho paura, non solo io ma anche mio marito. Ma per la parte di competenza arriva immediata la risposta di MOM. A me non risulta, è la prima volta che sento una cosa del genere. Ricordo che non ci sono solo gli autobus della MOM in via Nualese, perché ci sono anche i transfer dell'aeroporto e su questi io non ho conoscenza perché non sono autobus nostri. Intanto la cronaca registra sempre sulla Nualese un'altra tragedia sfiorata, con un'auto capottata, un ferito fortunatamente non grave in ospedale, traffico nuovamente in tilt, l'incidente alle 4 del pomeriggio, 2 mezzi coinvolti con i pompieri che hanno estratto dalle lamiere il conducente della macchina rovesciata. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale, la situazione è gradualmente rientrata nella normalità.